Vito Senaldi, direttore di Libero, opinionista televisivo. Questa sera a Fara di Soligo ci ha parlato di economia e anche di politica e insomma ha dimostrato un pochino come la situazione economica nella quale versa l'Italia sia dovuta anche ancora delle rigidità, no, ideologiche tra destra e sinistra che probabilmente andrebbero superate. Sì, guardi, io credo che poi il tema del mio libro sveglia. L'Italia ha parecchi problemi economici, ma un grande problema, che c'è uno scontro ideologico fra destra e sinistra che impedisce l'analisi e la proposta di reali soluzioni per far partire la nostra economia, che sta andando avanti praticamente a debito. Credo che la sfida di tutti i politici sia, e il mio libro è rivolto anche a loro e ai cittadini che devono sostenerli solo a questa condizione, la sfida di tutti i politici sia dire la verità, dire le cose come stanno e proporre delle soluzioni percorribili senza promettere la luna, ma cercando di prendere per mano questo paese che ha tantissime potenzialità, tantissima ricchezza e anche tanti soldi privati per tirarlo fuori dalle secche piano piano. Quindi in qualche modo far prevalere il buonsenso, diciamo, sulle posizioni ideologiche, il dato pratico. Prevalere la voglia di scommettere su se stessi e rendersi conto che le soluzioni facili e la demagogia non sono in realtà soluzioni, ma sono dei vicoli ciechi e chi li imbocca è il primo a non aver futuro. Ok, grazie mille.